Arriverà anche il governatore del Veneto Luca Zaia domani per la tradizionale cerimonia di Cimagrappa, che vedrà anche la presenza degli assessori regionali Elena Donazzan e Manuela Lanzarin. La manifestazione, che ricorda i caduti di tutte le guerre e quest'anno particolarmente sentita vista la ricorrenza del centenario del primo conflitto mondiale, avrà inizio alle 8:30 con l'arrivo delle autorità e dei gonfaloni al sacrario. A seguire i discorsi ufficiali e la commemorazione, poi la messa celebrata dal cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero, prima dell'immancabile omaggio ai caduti nel cimitero austro-ungarico. E intanto continuano anche sull'altopiano di Asiago le celebrazioni per l'anno della vittoria e della pace, con un intenso e articolato programma. Per domani, oltre alle visite guidate al Sacrario Militare, possibili dalle 10 alle 18, è previsto alle 9:30 un tour in auto sui luoghi del fronte sud e dei cimiteri austro-ungarici, con partenza dal piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Dalle 10 alle 19 invece Forte Interrotto ospiterà la mostra fotografica Cent'anni dopo, i fotografi altopianesi raccontano la Grande Guerra. In piazza Risorgimento alle 16 appuntamento con la musica etnica dei Folk Studio A e a seguire incontro con Andrea Wolfman e Francesco Brazzale. Alle 20:30 per chiudere nella sala consigliare del municipio l'incontro dal tema Dall'offensiva delle Melette alle battaglie dei Tremonti.